La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Consueto appuntamento del giovedì sera alle 21 con Penalty. Ben trovati sportivi di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre. Ben trovati con questa seconda parte dedicata al calcio dilettantistico siciliano. Vi ricordo il mercoledì alle 15:30 con lo spazio dedicato al campionato di Serie D ma anche al campionato di eccellenza, mentre invece la puntata del giovedì è centralizzata soprattutto nei 4 gironi del campionato di promozione, ma parleremo anche di prima categoria. Sì, noi sapevamo già in settimana la gravità della partita e il peso che aveva e infatti diciamo un po' tutto abbiamo fatto gli straordinari, io un po' meno perché ho avuto dei problemi intestinali e infatti mi dispiace non aver potuto aiutare la squadra, ma questa partita ci ha regalato serenità e ci consente di affrontare la settimana magari più liberi mentalmente. Tutti noi sapevamo che dovevamo affrontare questa partita, diciamo, più per rifarci, no? Per dimostrare al pubblico che ci viene a vedere che non siamo quelli di Valderice. E lì abbiamo sottovalutato la partita e abbiamo calato i ritmi. Invece oggi, secondo me, si è rivelato un grande Mazzara, sia dal punto di vista mentale e poi dal punto di vista tecnico e tattico. Una partita fondamentale, importante. Dicevo ai ragazzi, è la partita più importante del campionato, perché una vittoria oggi significava dare a inizio partita, secondo il mio punto di vista, un ulteriore distacco in più con le squadre che sono sotto di noi e poi vedendo un po' i risultati a fine partita avevamo, diciamo, ragione. Quindi è stata una partita fondamentale, importante, che ci dà sempre quel morale in più per poter affrontare la settimana e per poter affrontare questo, diciamo, finale di campionato. Piero, ti dico la verità, la disfatta di Valderice quando prendi tutti questi gol è difficile da dimenticare, anzi non la devi dimenticare perché da quella devi fare secondo me tesoro, perché poi il tutto in realtà è l'approccio mentale che conta in una partita, quindi se sbagli l'approccio ecco che poi far fare gol agli avversari diventa ancora più facile. Se l'approccio invece è fatto come quello di Fulgatore, come quello di oggi, pur soffrendo comunque riesce a fare quadrato e a portare a casa la vittoria. Questo è il calcio, non c'è niente da fare. Io sono arrivato che già c'erano delle persone che purtroppo erano infortunate, ancora in fase di ripresa. Anzi oggi abbiamo visto nell'ultima mezz'ora l'ingresso in campo di Cristaldi che non entrava in campo da diverso tempo, però come si è visto ovviamente mancano minuti nelle gambe, quindi possiamo soltanto elogiare le persone che sono infortunate e che stanno cercando di recuperare il prima possibile. Ovviamente senza nulla togliere agli altri, è normale che quando ti vengano a mancare gente come Angelo Rosella, Rustico, la Francesca e tutti i vari Maniscalco, diventa sempre un po' difficile, però ti dico la verità,
Ormai a questo punto del campionato quel che conta non è essere belli, ma è essere concreti per raggiungere l'obiettivo. Ma come sempre in realtà, cioè, non c'è poi una magia da fare in realtà, c'è semplicemente lavorare su quelli che sono secondo me gli errori, e in primis l'errore di Valderi c'è stato l'atteggiamento della squadra, ma poi se vai a vedere non l'atteggiamento di 2-3 persone, l'atteggiamento della squadra, perché si gioca con un collettivo. Quindi se la squadra ha un atteggiamento idoneo e propositivo e, come dicevo poco fa, pur soffrendo, ma si riesce a fare quadrato, basta fare le cose che hai sempre fatto. È inutile gridare a destra, gridare a manca o fare chissà che cosa, è il lavoro che poi ti porta al raggiungimento dell'obiettivo, almeno poi io la penso così. I 3 punti, certo, sono importantissimi, perché 3 punti ti sei allontanato dalla zona play-out, ma non solo, hai superato un'altra avversaria che diventava pure importante anche lei, però 3 punti sono 3 punti e basta. Finalmente ci volevano questi applausi soprattutto, oppure una reazione dei ragazzi che non c'è stata magari a Valderi, cioè che ci siamo presi fischi e diciamo tanti commenti negativi per riguardo i ragazzi, però hanno dimostrato e hanno voluto dimostrare che ci siamo, che sono una squadra unita, che hanno voglia di lottare, di sacrificarsi e soprattutto di portare in salvo questa squadra il prima possibile. Voglio approfittare di questa intervista innanzitutto per ringraziare la terna arbitrale che è stata corretta, precisa e molto professionale. Poi invece parliamo di un altro aspetto che io sinceramente oggi, da tempo magari che ci penso e non ne ho voluto fare parola, io ufficialmente oggi do le dimissioni come presidente. E quindi lascio, la società continuerà, la squadra continuerà ad allenarsi, continueremo a non fare mancare niente, però è pur vero che io questa decisione l'ho meditata da tanto tempo e oggi arriva l'ufficialità, perché mi sono stancato di rimanere solo io con 4 amici, i vari Bucca, i vari Morello, i vari Venezia, i vari e qualche altro che magari dimentico per adesso, però siamo persone che mettiamo l'anima, mettiamo il cuore, mettiamo anche di tasca nostra quello che è giusto mettere, però arrivato a questo punto, dato l'indifferenza totale che c'è, l'assenza completa al 100%, io non me la sento più di continuare. Sì, ma io sinceramente dico la verità, questi social relativamente, perché a un signore io ho detto ok, hai qualcosa da dire alla società? Non c'è bisogno di sfogarti sui social, riuniamoci, guardiamoci in faccia e tutto quello che hai da dire me lo dici in faccia. Siccome non hanno il coraggio di dirtelo in faccia e si appoggiano sui social per dire queste fesserie, capito? Che a me non tange completamente, perché possono dire tutto quello che vogliono, a me non incide completamente. Tra l'altro gente che non ha mai giocato a pallone, non ha frequentato mai il mondo del calcio, non sa vivere nel mondo del calcio e non frequenti lo stadio e tu mi vieni a dire parole a me, ma chi sei? Ma smettiamolo completamente. Ma comunque le mie dimissioni fanno parte anche di questo sistema di qua, che io sinceramente non accetto più completamente, ma non per darla vinta a loro, assolutamente no, però è una situazione che è diventata insostenibile. No, io devo ringraziare i ragazzi per la prestazione completamente, continueremo a dare una mano d'aiuto ai ragazzi, tutto quello che hanno bisogno, ma è pur vero che io do le dimissioni perché da solo non posso più sostenere questa cosa. Come fanno tutti gli altri. C'è il presidente, c'è il vicepresidente, ci saranno i collaboratori, quindi non è un problema questo. Questo non è un problema arrivare a fine campionato, perché ci arriveremo tranquillamente, però è pur vero che chi doveva e non si è presentato e non ha fatto niente, si prende la responsabilità. Io non trovando alternative, io a fine campionato sarò costretto a dare la società in mano al sindaco, dove magari il sindaco cercherà qualcuno che sia più bravo di me e porterà avanti questi colori.
3 minuti sul cronometro e la partita è già cambiata. Al comunale di Terrasini l'Alcamo 1928 colpisce subito Corrosone, indirizzando un match che il Terrasini Mundi prova a rimettere in equilibrio con orgoglio e determinazione. Ne viene fuori una gara viva, ricca di episodi e colpi di scena. L'avvio, come detto, è fulmineo. Al terzo minuto Rosone sfrutta la prima vera occasione e porta avanti l'Alcamo 1928. I bianconeri insistono, prima con un tiro al volo di Lentini e poi con Spina che direttamente da calcio d'angolo costringe il portiere locale all'intervento. Al 30° l'episodio che potrebbe chiudere i conti. Pulizzi si procura un calcio di rigore, dal dischetto però Riccobono manda sul fondo lasciando il risultato sull'1-1. L'Alcamo continua a creare. Al 35° Spina, servito ancora da Pulizzi, trova la grande risposta del portiere di casa su tiro ravvicinato e poi ancora con diagonale di Lentini che sfiora il palo. La ripresa si apre con un'altra occasione per Rosone vicino alla doppietta, ma all'11° arriva il pareggio del Terrasini Mundi. Punizione insidiosa dell'ex Guastella, lo Monaco devia di testa beffando il proprio portiere Misseri. L'Alcamo reagisce subito. Al 13° Pulizzi colpisce il palo su calcio di punizione e poco dopo si rende protagonista di una rovesciata spettacolare che accende gli applausi del pubblico. Il nuovo vantaggio dei bianconeri arriva al 24° ancora con Rosone. Una rete che spezza l'equilibrio e consegna agli ospiti un successo costruito tra occasioni, episodi e una costante spinta offensiva. Una partita vivace che conferma come l'Alcamo 1928 ha un proprio peso offensivo, mentre il Terrasini Mundi, nonostante la posizione in classifica, mostra carattere e capacità di reagire. Voltiamo pagina perché adesso parliamo del girone B. Il Lascari Cefalù si gioca una fetta di promozione in eccellenza ospitando lo Stadio Ilardo, il Città di Villafranca che gravita in zona playoff e punta su questa partita per cercare di rosicchiare punti importanti alla capolista, ma qui prima ingenuità da parte della difesa, retropassaggio al portiere, il direttore di gara opta per una punizione a 2 all'interno dell'area di rigore e allora sul pallone si presenta Pippo Tiscione, traiettoria magica del centrocampista palermitano che batte il portiere avversario, trova il gol del 1-0, in questo caso battuto l'estremo difensore ospite che rimane fermo. Taranto non può nulla, ma all'8° minuto azione da palla inattiva e Città di Villafranca pareggia i conti con Rivainera dopo un batti e ribatti praticamente nell'area piccola. Nulla può man mano e allora dopo 8 minuti è già 1-1 allo Stadio Ilardo di Lascari, con gli ospiti che recuperano subito. Al 17° minuto torna ad affacciarsi in avanti il Lascari Cefalù, Mocciolo ignora i compagni, va ad incrociare col destro, la palla si perde fuori, poi alla mezz'ora calcio di punizione, esce male Taranto e Lascari Cefalù però non ne approfitta, la palla finisce fuori, minuto 38, calcio di punizione dall'altra parte per la squadra di Mister Comito, ancora Fazio con una traiettoria perfida che per poco non si insacca. Poi nella ripresa, dopo 7 minuti, Arrigo commette questo fallo, il direttore di gara non ha dubbi, estrae il secondo cartellino giallo, espulsione per Arrigo, Città di Villafranca con l'uomo in meno per più di 40 minuti, allora il Lascari Cefalù prova ad accelerare, ad aumentare gli sforzi per riportarsi in vantaggio. Qui l'inserimento dalle retrovie di Tiscione col colpo di testa al minuto 58 che si perde fuori, ma al minuto 68 grande parata di Mammano sul colpo di testa sui sviluppi di un altro angolo da parte di Rivainera. Tornano a farsi vedere gli ospiti che non mollano nonostante l'uomo in meno. Qui conclusione dalla distanza da parte di Laquidara
con la palla che esce di pochissimo, man mano sembrava in traiettoria dall'altra parte. 3 minuti dopo, azione tambureggiante dell'Ascari Cefalù conclusa con il colpo di testa da parte di Pastorella, che per poco non fa 2-1. Passano altri 7 minuti, minuto 83, ancora azione che parte dalla destra per il Lascari Cefalù. La sfera arriva dalle parti di Moccero, che si gira, prova a calciare, colpisce solo l'esterno della rete, ma al minuto 89, con l'ennesima azione dall'auto di destra, la palla arriva in area dove c'è, come di consueto, Danny Moccero, che stavolta raddrizza la mira e segna forse il gol più importante della stagione per il Lascari Cefalù, che poco prima del 90° passa in vantaggio e dopo 5 minuti di recupero, dopo il triplice fischio, vince un'altra partita allo Stadio Ilardo, battuto il Città di Villafranca 2-1. La prestazione è stata, a parer mio, importante contro una squadra, secondo me, tra le migliori. All'inizio era accreditata a vincere il campionato e secondo me oggi l'ha dimostrato. Faccio i complimenti perché dico, è stata una partita veramente secondo me anche di categoria superiore. Noi siamo stati bravi, tenaci, ci abbiamo creduto fino alla fine, per come è giusto che sia, e siamo stati insomma premiati dal gran gol che ha fatto il nostro bomber. Non me ne voglia, ma dico, hanno approcciato la partita guardinghi, per come è giusto che sia, in fase di non possesso ci lasciavano una metà campo a disposizione per giocare. Hanno fatto questa scelta e quasi quasi, diciamo, insomma, li stava premiando. Non era facile perché, attenzione, Villafranca è una signora squadra, faccio i complimenti anche a Nico, anzi di ricambio, per come lui ha andato a fare i complimenti a noi, adesso glieli faccio a lui, ma non è morale, non è retorica. È stata l'unica squadra dove abbiamo avuto qualche difficoltà a far gol, perché realmente penso che sono un'ottima squadra con dei giocatori di livello, di calibro, dico, non devo dirlo io. Però lasciami avere un pensiero per i miei ragazzi che sono stati encomiabili, non ci siamo mai disuniti, non abbiamo mai rischiato se non sui calci da fermo, dico, ma fa parte del gioco, è giusto che sia così. Quindi adesso ci godiamo questa vittoria, vincere così è ancora più bello, contento perché magari il pubblico oggi ha partecipato in maniera assidua, adesso ci godiamo questa vittoria, da domani penseremo alla trasferta della Lontina. La prestazione oggi non è mancata, dal punto di vista dell'ordine tattico, e l'abbiamo fatto perché l'abbiamo preparata, anche se il gol dopo i primi minuti, voglio ritenere i soldi perché non so se è stata un'ingenuità del mio portiere oppure effettivamente Missidi aveva dato palla col ginocchio al portiere, quindi non commento l'episodio, però abbiamo preso gol dopo appena 3 minuti, quindi il piano gara un po' se ne va a quel paese. Poi siamo stati bravi in un calcio piazzata a riprenderla, siamo stati bene ordinati in campo, poi l'espulsione all'inizio secondo tempo, al 52esimo, condiziona tutta la gara. Abbiamo cercato in modo di portare a meno un punto da questo campo difficile, dove solamente forse la Lontina ha fatto un punto qui. Non ci siamo riusciti, alla fine ci è mancato un po' di maturità, un po' di esperienza, perché il loro miglior attaccante non si può fare girare in aria. Invece questo è successo, hanno fatto gol, Lascari ha vinto comunque la sua partita immediatamente, senza rubare nulla. Hanno giocatori più di esperienza di noi, hanno giocatori di carattere, di personalità, e questa secondo me è la differenza tra noi e loro in questo momento. Loro sono primi immediatamente, noi ci dobbiamo adesso arrivare a media playoff, e non parlo di classifica, parlo di una condizione psicofisica importante, ecco. È uno scontro diretto in piena regola, quello tra Pro Mende e Pro Falcone, che anima questa giornata del torneo di promozione, caratterizzato anche dallo scontro al vertice tra Lascari Cefalù e Città di Villafranca. Attenzione a Genovese che potrebbe calciare, poi la mette dentro, posizione di fuorigioco segnalata
Corre in avanti la Profalcone, la palla allargata sul settore di sinistra, la conclusione di Genovese bloccata a terra da Lima. Grande occasione per la formazione ospite, bello lo scambio qui a destra, Santoro profondo sul secondo palo, Sowe non riesce a trovare la coordinazione, una grandissima opportunità per la Promende. Bello il gioco di gambe di Cambria che prova a fare tutto da solo, entra in area Cambria, ce l'ha sul sinistro ed è uno splendido gol, splendido il gol di Cambria, la rete del capitano, sinistro chirurgico sul primo palo, ma è una grandissima azione personale. E qui è costretto al cambio Lembo dentro la spada, problema muscolare per lui, vince in contrasto in mezzo al campo, la palla in profondità, la conclusione potente con il destro non va, lontana dall'incrocio, ci ha provato Puleo, ancora Cambria, fa tutto da solo, sinistro che si stampa sulla traversa, poi libera in qualche modo la difesa della Promenda, ancora Cambria, va in pressing, Pantano, il tocco verso Sowe che riesce a saltare anche il portiere, salvataggio sulla linea, bella la palla di D'Agostino, Sowe scaltrissimo con la punta, a un passo dal raddoppio la Promende. Cambria mantiene la palla in campo con uno sprint, il traversone profondo sul secondo palo e c'è il clamoroso autogol di Chiofalo, sfortunatissimo il 2 della Profalcone e il tentativo di spazzare. Pantano prova l'acrobazia, colpisce in pieno volto Pino, cartellino rosso, non ci sono dubbi per il signor Siracusa, c'è d'angolo per la Profalcone, prova a sfruttare la superiorità numerica Lima, presa d'acciaio qui per il portiere della Promende. Cambria sul settore di destra può rientrare sul sinistro e a un passo dal tris la Promende con il colpo di testa di Spadicchia che esce davvero di un soffio, la allargata sul settore di sinistra dove c'è Lopresti, si sovrappone Paratore ma non riceve, fa tutto da solo Presti, bello il traversone, il colpo di testa, accorcia le distanze Genovese, è tutto fermo, posizione irregolare ancora una volta, ha trovato bene il tempo Genovese dentro l'aria, Sowe di forza, poi il contrasto duro anche in questo caso. E il secondo giallo per Santoro, resta in 9 la Promende, ci sarà da soffrire in questo finale per la formazione di casa, la palla sventagliata dentro l'aria, stop e destro, ancora fuori gioco di Puleo in questa occasione, giocando tanto sul settore di sinistra il Profalcone, la palla messa dentro ancora da Lopresti, la girata di Mendolia, non inquadra la porta, non c'è nulla, dice l'arbitro, ma ancora Profalcone in aria col tacco, salva tutto sulla linea per 3 volte D'Agostino. Gli ultimi assalti della Profalcone, la solita sventagliata a sinistra dove c'è Lopresti che prova a puntare D'Agostino, rientra sul destro, il traversone dentro, colpo di testa stavolta morbido di Puleo, Lima blocca. Arena allarga sulla sinistra dove c'è il neoentrato Mazzeo, traversone profondo, Lima esce, colpo di testa sulla traversa e poi Lima se la ritrova tra le mani, traversa di Pino, calcio di punizione che sfiora la traversa, c'era Lima sulla traiettoria, il rilancio lungo, Ciccio, Lima scappa, Sowe che sfrutta l'errore di Mazzeo, Sowe col pallonetto, il 3-0 della Promende in doppia inferiorità numerica, il sigillo di Sowe, sofferto tanto in questa gara, arriva anche il cartellino rosso per Branca, il 2007 che aveva sostituito Salvatore Foti, chiude in 9 contro 10. E non c'è più tempo, arriva qui il triplice fischio del signor Siracusa, la Promende si isola al 5° posto in classifica, mette un sigillo importante in chiave playoff, un bel 3-0 sulla Profalcone nonostante la doppia inferiorità numerica nei minuti finali. Voltiamo pagina perché adesso parliamo del girone C.
Eugenio Seminara vince la prima partita della nuova gestione tecnica dell'Aci Bonaccorsi e i gialloverdi, centrando l'8° successo stagionale, aggiungono un altro tassello per la permanenza in promozione a 7 giornate dalla fine del torneo. Avvio timido, poi una crescita in corso di gara. Il Belpasso, per non rimanere attardato nella bagarre playoff, si presenta con 3 occasioni sul conto nei primissimi minuti, 2 di Inserra in fotocopia e una di Luca. L'Aci Bonaccorsi lo colpisce al primo attacco, angolo di Laspina, Sferrazzo al volo dopo 7 minuti, centra il bersaglio, festeggiando al meglio il primo gol personale in stagione con questo pesantissimo tiro di destro, gol che sposta ufficialmente gli equilibri del match. Ospiti alla reazione Sant'Onofrio da centro area è impreciso. Quindi Racca più Isaia prendono cammin facendo le contromisure agli avversari che al 33esimo impattano. Calcio d'angolo di Luca, Milizia di testa si immerge nel traffico e fa 1-1. Con questo colpo di testa il difensore si infortuna nella circostanza e sarà rilevato da qui a qualche minuto da Marino. Nel finale di tempo i padroni di casa si propongono in avanti, Scorciapino per Laspina, Isaia per Capitan Divenuto, lavoro per vie centrali in zona di Abramo che dalla distanza calcia al lato. Poi Scorciapino con grande personalità trova Cerasuolo, scivola sulla coordinazione Divenuto da buona posizione e l'azione sfuma. Il gol partita allo scoccare del quarto della ripresa. Gran palla di Abramo in direzione di Divenuto, controllo di destro, cross con l'altro piede, il Belpasso esce appena, Raffa Cerasuolo non si lascia sfuggire l'occasione di fare il castigatore d'area di rigore, insaccando di collo pieno il pallone del definitivo 2-1, per lui è il quinto gol in campionato. Entusiasmo generale in campo e sugli spalti, sponda gialloverde al comunale Aci Bonaccorsi che sulle ali dell'entusiasmo capisce che è il momento per la possibilità di affondare. Ancora Abramo in vena totale di assist, palla per Nicosia ingiustamente fermato in fuorigioco essendo tenuto ben al di qua della linea da Marino. Seminara toglie un attaccante, l'autore del 2-1 e si copre con l'esperienza di Pandolfo in difesa. In concreto il Belpasso, lontano parente di quello visto nel primo tempo, avrà quest'unica colossale chance per portarsi almeno un punto. Marino però si presenta appannato davanti a Pappalardo, fallendo il 2 pari. Poi il Belpasso perde Barberi per infortunio, il secondo di questo sabato. Al resto ci pensa Pappalardo in uscita su questa punizione nella mischia e una fase di gestione che, al termine di un paio di tocchi firmati Strano, Isaia, Abramo, portano al tiro da fuori Divenuto. Sostituito a 10 dalla fine da Abbascià. Non accadrà più nulla, anche nel maxi recupero, 7 minuti per la precisione. L'Aci Bonaccorsi può alzare le mani al cielo, battendo 2-1 il Belpasso e al prossimo giro sarà trasferta a Sant'Alessio. Questo è un premio al lavoro fatto con i ragazzi in queste ultime 3 settimane. Dico, la mia gestione è iniziata incontrando la Ionica, seconda in classifica, adesso una squadra molto forte qual è Belpasso. Posso soltanto essere contento, ripeto, per quello che hanno fatto i ragazzi in campo. Non è stata solo una prova di carattere, ma credo che abbiamo anche sviluppato in alcuni momenti anche un buon gioco. Ripeto, avevamo di fronte una grossissima squadra, inutile che stia ad elencare i giocatori che annovera la rossa del Belpasso, e ci voleva, per fare un balzo in avanti verso quello che è il nostro obiettivo, una salvezza tranquilla. Noi non possiamo assolutamente permetterci di sottovalutare alcun avversario. Naturalmente adesso c'è un po' di entusiasmo, però questo ci permette di lavorare nel miglior modo possibile già a partire da lunedì. Questa squadra comunque non si può permettere nessun calo di tensione, assolutamente. C'è tanto da lavorare, però hanno tantissima voglia di apprendere quelle idee di calcio che cerco di condividere con loro. Ma una dedica all'intera dirigenza, chi mi ha voluto, gente che fa tanti sacrifici per portare avanti questa società in un buon campionato come quello di promozione. Sì, sicuramente i ragazzi hanno lavorato parecchio, già le prime avvisaglie di un miglioramento si erano viste con la Ionica, purtroppo una partita magari decisa da episodi. E oggi sono scesi con la mentalità giusta, sapevamo di affrontare una squadra quotata per la vittoria del campionato, e anche se in un momento un pochettino di flessione, però c'è sempre da andarci con le pinze.
e i ragazzi sono entrati con la volontà giusta, hanno subito un pochettino all'inizio, poi hanno alzato la testa, abbiamo fatto il gol, poi abbiamo subito e comunque la cosa bella è che ci hanno sempre creduto fino all'ultimo minuto e abbiamo portato in porto una vittoria forse fondamentale sia per quello che riguarda la classifica sia per quello che riguarda il morale dei ragazzi, che era più importante forse. Il mio lavoro viene ripagato da queste soluzioni, le convocazioni dei ragazzi, la possibilità magari di fare qualche minuto e sono felice per loro e anche per me, perché giustamente il lavoro ti ripaga con soddisfazioni che sono quelle queste qua, quelle di vedere i tuoi ragazzi scendere in prima squadra. Sì, una partita giocata ad ottimi ritmi, siamo stati accorti questa volta, abbiamo subito il pareggio ma ci siamo rialzati e abbiamo continuato a fare calcio. Sono contento dell'operato di mister Seminara perché anche già dalla partita con lo Ionica abbiamo visto ottime trame di gioco, una squadra che comunque ascolta il mister e lo reputo una persona abbastanza preparata. Siamo una società giovane, ma siamo una società che non vuole sfigurare. La mentalità è quella giusta dei ragazzi, mi reputo contento, soddisfatto. Dedico questa vittoria a mia moglie che si chiama Vittoria e a mia figlia Carola e a Ludovico. Siamo contenti soprattutto per la prestazione, oltre al risultato che è arrivata un'ottima prestazione da parte di tutti, non solo chi ha giocato dall'inizio, anche da chi è subentrato, da tutta la squadra, anche da chi era in panchina ha dato una grossa mano, quindi il gruppo c'è, si vede, stiamo iniziando a fare le cose che ha chiesto il mister in settimana, quindi siamo contenti non solo dei 3 punti, ma come ho detto anche della prestazione di tutti. Noi la viviamo settimana per settimana, affrontiamo la partita, ci iniziamo a pensare già dalla settimana, quindi siamo contenti del risultato ottenuto oggi e testa già alla prossima. Per l'attaccante è sempre una cosa buona quando fai gol, sei contento, quindi venivo da un periodo un po' brutto per me, di 2 mesi davvero molto difficili, sia in campo che fuori, quindi sono molto molto contento di questo mio gol che lo dedico alla mia famiglia, come ho visto, a mio figlio, quindi sono davvero molto contento per me e per la squadra. Due settimane di sosta al campionato inframmezzate dalla vittoria sul campo del Belpasso e il conseguente passaggio del turno in Coppa Italia. Il Santa Venerina fa visita oggi al Città di Mascali, squadra che sta disputando un campionato solido e che ha dato sempre battaglie nelle precedenti stagionali al netto dei punteggi. Partita bloccata nel primo tempo e poche emozioni, qui Pisasala riceve da Spampinato. Poi vede Lungolini e Buonaccorso, lo serve. Buonaccorso, l'assist dentro per Crisiglione, lungo, la palla passa per Mongelli, il tacco per Crisiglione, chiuso da Finocchiara, ancora Mongelli col destro, doppia deviazione, blocca poi Vecchio. Sono gli ospiti a fare la partita, Sinatra dentro per Crisiglione, costretto ad uscire dall'area, cerca la giocata, capisce tutto Fighera. Riparte il contropiede del Mascali, Zappalà per Sottile, tocca Fabrizio Scapellato, poi Zanella perde la sfera. Avanza Sottile che vince un rimpallo con Gulli. Poi Spampinato anticipato da Ricciardello davanti a Maniscalco. Ricciardello e tocco morbido. Spreca una colossale occasione. Vecchio è rinvio dal fondo. Nella zona di Zappalà, contrasto con Basile. Poi recupera Fabrizio Scapellato. Subito filtrante in verticale per Crisiglione a sinistra. Crisiglione va all'1 contro 1. Cerca Sinatra, lo trova, il controllo. Sinatra. Attorniato da giocatori, prova ad uscirne. Sinatra, il cross morbido per Mongelli di testa, sopra la traversa, ma tutto era fermo. È uscito il cross di Sinatra sulla traiettoria. 34esimo, punizione dalla 3/4 di Finocchiaro. Al centro la palla finisce sul secondo palo, tocca di Dio per Ricciardello, la conclusione deviata sotto porta da Ruggeri che firma il vantaggio. Il neo è entrato al posto dell'infortunato Mazzeo. Ruggeri per l'1-0. Prova a dare subito una scossa alla sua squadra ad inizio ripresa mister Calvaruso. Fuori Pisasalla e Crisiglione, dentro Carbonaro e Biondi. E un altro Santa Venerina, quello del secondo tempo per atteggiamento. Scapellato, riceve da Zanella. Ancora Scapellato. Serve Sinatra dentro l'area, Sinatra si gira col destro, blocca a terra Vecchio. Basile imposta lui l'azione, avanza palla al piede, poi va in profondità a cercare Carbonaro. Duello con Diddio, lo vince Carbonaro. Carbonaro spalla alla porta, riesce a girarsi e calcia col mancino, blocca Vecchio. Un'altra sostituzione, stavolta in difesa, fuori Gulli, dentro Calì. Si riaffaccia in avanti il Mascali, rimessa di Ruggeri, testa di Zanella, poi Zappalà. Per Puglisi, Puglisi bene per Sottile. 1 contro 1 in velocità con Zanella. Cadono a terra i due.
Si prosegue per il direttore di gara, Spampinato centra in pieno sottile, sponda di Puglisi per Zappalà, fuori non di molto. Spampinato batte rapidamente un piazzato verso Sinatra. Avanza Sinatra fino alla 3/4, poi scarico per Scapellato. Scapellato ci prova dal limite, i pugni di Vecchio. Poi ci prova anche Biondi, la palla finisce al lato con deviazione. Prosegue la caccia al pareggio, Basile per Biondi. Si gira Biondi, poi bella palla per Sinatra, il controllo di Sinatra, Sinatra davanti a Vecchio, si salva in qualche modo con l'aiuto di Fichera. 69esimo, rimessa di Diddio, anticipo di Bonaccorso, poi Sinatra, bella palla per Mongelli, chiude l'1-2, centra ancora per Sinatra, che stavolta buca Vecchio, trova il pareggio, salvo Sinatra, 15 in campionato per lui, 1-1. Momento favorevole per gli ospiti, rimessa di Bonaccorso per Sinatra, lo scarico per Scapellato, Scapellato dalla distanza, Fabrizio Scapellato, il suo solito gol dalla distanza, potente, preciso, imparabile, rimonta completata in 5 minuti. Forze fresche in attacco per mister Calvaruso, fuori Mongelli, spazio per De Leonardis. Il maschero non ci sta e si butta alla caccia del pareggio, punizione di Sottile direttamente in porta, centra la traversa, poi mischia in aria e alla fine la difesa riesce ad allontanare. Scapellato lancia lungo in profondità verso Sinatra, attaccato da Santitto, Sinatra si difende anche dal raddoppio di marcatura di Fichera, alla fine vince Santitto che gli ruba il pallone e allontana nella zona di Puglisi all'indietro per Zappalà che anticipa Carbonaro, ancora Zappalà fermato da Fabrizio Scapellato entra in area, la sterzata, Scapellato a giro, splendido, un altro marchio di fabbrica, il tiro a giro di Fabrizio Scapellato, 9 gol in campionato, prima con la spada, ora col fioretto, una grande doppietta che vale il 3-1. Minuti finali del match, rinvio di Calì, tocca Danfa di testa, la palla finisce Sinatra avanza poi in verticale per De Leonardis accelera, il cross al centro, tocco col braccio di Fichera, calcio di rigore per il Santa Venerina. Dal dischetto va Carbonaro, lo ferma Vecchio con una gran parata, si resta sul 3-1. Pagano sull'out di destra, pressato da Carbonaro, poi Basile gli porta via la sfera, De Leonardis per Biondi, in verticale verso Scapellato alla piazza, respinge Vecchio, poi Sinatra alla conclusione, murato da Fichera. Una vittoria in rimonta, non la prima della stagione arrivata così per il Santa Venerina. La squadra di Calvaruso ha pagato un primo tempo giocato con poca intensità, una qualità importante soprattutto su questi campi. Le sostituzioni e il cambio di modulo e una grande voglia hanno permesso di ribaltare il risultato e di portare a casa 3 punti fondamentali per mantenere inalterato il distacco di 13 punti sulla seconda in classifica, che da oggi è solo la Ionica. Domenica prossima un'altra delicata trasferta attenderà i rossogialloblu che affronteranno il Bronte, squadre in piena lotta per i playoff che distano solo 5 lunghezze. Scontro ad alta quota, quello tra ACI Sant'Antonio e Ionica, seconda contro terza, per approfittare del passo falso del Belpasso e provare ad allungare mantenendo il vantaggio sulla griglia playoff. Ritorna in campo dopo una lunga pausa Sant'Antonesi, reduci dalla vittoria esterna contro l'Atletico Catania. Ionica anch'essa vittoriosa di misura contro l'ACI Bonaccorsi oramai 20 giorni fa. Gara che si apre nel migliore dei modi con una grande partenza dei padroni di casa. Minuto 3, Barbagallo su punizione laterale disegna questa traiettoria tesa, spizzica Lopresti che trae in inganno Giuffrida e in vantaggio l'ACI Sant'Antonio, il tocco di Marzio Lopresti sul cross perfetto di Barbagallo e poi sfortunato il difensore della Ionica a deviarla dentro la propria porta. Fase di gara in cui a spingere sono i padroni di casa, qui Sciuto sul tocco di Licciardello, attacca bene lo spazio, out destro del campo, servizio per Barbagallo, tutto solo dall'altra parte, stop e sinistro insidioso che sfiora l'angolo, sempre Barbagallo il più attivo in questo inizio, poco dopo riceve largo sulla destra, punta l'uomo, sterzata e conclusione sul primo palo, Ponte costretto alla parata, si sveglia però la Ionica, lo fa con questo gran pallone messo da Franzino e messo fuori da Bella, Bozzanga ai 16 metri, tocca per Dos Santos che spacca il palo esterno. Ad un passo dall'1-1 la Ionica, dall'altra parte fiammata del solito Fichera con la sua classica giocata sulla sinistra, rientra e schiaffo col destro, il portiere a dire di no. Risposta ionica con questa combinazione a 3, Franzino, Dos Santos, corda
Biondi stoppa tutto con una gran parata dal corner successivo, però battuta veloce. Bozzanga appoggia per Corda, appostato al limite d'aria, carica il sinistro forte che passa, pareggia così la Ionica con questa botta sotto la traversa di Gaetano Corda che fa 1-1. E adesso sono proprio gli ospiti a spingere più avanti, angolo da destra, traiettoria tesa sul secondo palo che viene messa fuori sul dischetto. C'è ancora Corda che stavolta col destro stoppa e spacca la porta, e avanti la Ionica con la doppietta di Gaetano Corda, 1-2 nel finale di frazione. Nella ripresa prova allora a cambiare atteggiamento l'ACI Sant'Antonio, qui Caserta in apertura, pesca Fichera sulla sinistra, controllo a seguire clamoroso del 7 che poi entra in area di rigore, c'è Licciardello, l'appoggio è per lui, destro a giro, deviato in angolo. A metà tempo c'è poi l'angolo di Riccardo Barbagallo, traiettoria perfetta sul secondo palo, Gallo di testa butta giù la traversa che dice di no al 2-2 Sant'Antonese. Risposta ionica che cerca il colpo del KO dall'altra parte, qui Pisapia scappa via bene, punta Giannetto, cross per l'inserimento di Candilio che spara sulla luna. Nel finale poi l'ultima chance è per i padroni di casa, Biondi trova Cannone sulla sinistra che poi scende come un treno sulla corsia, cross col contagiri sul secondo palo, Guzzardi in spaccata non trova il gol del pari, e sarà di fatto questo l'ultimo frame di questa sfida che termina così. Triplice fischio al comunale di ACI Sant'Antonio, vince la Ionica sui biancazzurri che torneranno in campo il prossimo weekend contro il Belpasso. Il derby dello Stretto sorride alla Riviera Nord davanti al proprio pubblico. La formazione biancorossa scesa in campo con la terza maglia per l'occasione della stracittadina supera l'Atletico Messina per 2-1 al termine di una sfida intensa, vibrante, giocata a ritmi alti e ricca di occasioni. 3 punti pesantissimi che valgono la quinta posizione insieme alla Valdinisi e tengono viva la corsa playoff. Parte meglio l'Atletico, Murò prova subito a sorprendere Capilli, il tiro è potente ma sfiora il palo. La risposta della Riviera è immediata e al 17° su un'azione in aria arriva un tocco di mano di Bancheri. Il direttore di gara indica senza esitazioni il dischetto. Dagli 11 metri si presenta l'esperto Brancati che con il destro spiazza Previti e firma l'1-0 facendo gioire i tifosi biancorossi. Per lui è il quarto sigillo in campionato. Gli ospiti non ci stanno e reagiscono subito, ma Capilli è attento e fa buona guardia. Al 20° però arriva il raddoppio della Riviera quando Buda conclude con il destro, una deviazione inganna Previti ed è il 2-0 per i biancorossi. Per l'esperto attaccante si tratta invece della seconda rete in campionato. Galvanizzati i padroni di casa sfiorano il tris ancora con Buda, stavolta di sinistro, ma il tiro è centrale, Previti blocca senza affanni. Poco dopo un'altra conclusione dal limite di roll si stampa sul palo alla destra del portiere. Il derby si accende, l'Atletico reclama un rigore per un contatto su Di Natale, ma l'arbitro lascia correre tra le proteste. I biancoazzurri insistono, prima Parisi calcia dal limite, la palla esce di poco, poi Di Natale di testa manda alto sulla traversa e infine Barbosa col sinistro viene fermato da un Capilli monumentale. Nella ripresa il Riviera riparte forte, Ambriano calcia a colpo sicuro ma Previti compie un intervento decisivo e tiene in partita i suoi, ed è proprio quell'intervento a cambiare l'inerzia del match. Infatti sull'azione successiva l'Atletico accorcia le distanze, Lembo da pochi passi batte Capilli e firma il 2-1 riaprendo di fatto il derby. Gli ospiti ci credono, Tiano sfiora il pareggio ma Capilli con l'aiuto del palo compie un autentico miracolo, poi il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco. Il Riviera prova a chiuderla su calcio piazzato ma Previti vola e disinnesca la minaccia. Dall'altra parte Capilli è ancora decisivo smanacciando con tempismo un cross insidioso di Tiano e anticipando Murò. Nel finale assalto atletico, Lembro ci prova ancora da fuori ma trova l'ennesima risposta di Capilli, protagonista assoluto. Finisce 2-1, il Riviera sale a quota 32 punti, resta agganciato alla zona playoff e festeggia un derby pesantissimo. L'Atletico esce a testa alta ma resta invischiato nella zona calda della classifica.
E chiudiamo con il girone D. Al Comunale di Aragona il gigante torna in campo dopo il turno di stop con l'obiettivo preciso, mantenere pressione sulla vetta. L'Agragas guidata da Mister Catania ha raccolto 45 punti e occupa attualmente le zone alte della classifica. La capolista però il Priolo ancora imbattuto, distante 7 lunghezze, un margine significativo ma non definitivo nella corsa promozione. Oltre al percorso playoff resta percorribile anche la via della Coppa per il gigante, l'alternativa strategica per il salto di categoria. L'Atletico Megara si presenta all'appuntamento dopo la sconfitta interna contro il Serra di Falco dello scorso 31 gennaio. La formazione ospite è chiamata a una reazione sotto il profilo dell'intensità e della compattezza difensiva per affrontare un avversario strutturato e dall'elevata potenza offensiva. La compagine del gigante dal primo minuto con Manna, Camilleri, Cipolla, Messina, Vizzini, Casucci, King, Unniemi, Jama, Marrone e Ten Lopez. Passano 2 minuti, Camilleri fa correre King, il cross in mezzo, Ten Lopez colpisce di testa e sblocca la gara dopo appena 120 secondi. Aragas avanti all'ottavo, l'inserimento giusto stavolta è a sinistra, è quello di Casucci che taglia le spalle del difensore, mette il cross di prima intenzione, stavolta è Unniemi a toccare per ultimo a fare 2-0 ancora con un colpo di testa, ancora con un'incornata, trova la via della rete la formazione padrone di casa. Alla 12esima azione insistita a sinistra, arriva l'ennesimo pallone in mezzo respinto alla difesa, poi Marrone cerca la conclusione, prosegue la chance per l'Agragas che mette le tende nella metà campo avversaria, il traversone, adesso sì la girata aerea da parte di Ten Lopez che fa doppietta e sono passati appena 12 minuti, 3-0 Agragas. 14esimo, primo dei pochi squilli da parte del Megara Augusta in questa partita. Caruso di tacco, libera Marraffino, gran conclusione, si rifugia in calcio d'angolo Manna. Al 15esimo, traversone dalla tre quarti, dalla sinistra, colpo di testa di Ten Lopez che va a botta sicura ma la mette oltre la traversa. Minuto 21, Unniemi pesca l'inserimento in area di Marrone, chiedono un fuorigioco quelli del Megara Augusta, non c'era assolutamente, si resta così 3-0, pallone alto. 23esimo, Unniemi decentrato da sinistra, mette all'indietro per King che la stoppa col destro, se la porta sul mancino e conclude. Dasero riesce a respingere ma ancora in avanti l'Agragas, pallone dentro per Ten Lopez al 24esimo e 4-0 ed è tripletta per Ten Lopez oggi assolutamente scatenato. 31esimo, Jama su punizione impegna così Dasero dal corner che ne segue, sfera sul primo palo, viene deviata, finisce sempre lì alla calamita oggi Ten Lopez. 5-0 e 4 reti per lui. 32esimo, si susseguono le azioni per l'Agragas, ancora dalla sinistra trova sempre la via giusta la formazione del gigante. Marrone impegna Dasero in calcio d'angolo, poi dal corner Jama cerca King, sembra tutto fatto per il 6-0 ma sulla linea un difensore del Megara Augusta fa gli straordinari. Arriviamo allora al 43esimo, stavolta sì l'inserimento di King è quello vincente in area di rigore, riceve il passaggio di Unniemi e gonfia la rete per la sesta volta in questa partita. Finisce il primo tempo di lì a poco e sembra una gara senza storie. Agragas 6, Megara Augusta 0 e fino a questo momento sono 4 le reti di Ten Lopez. Partiamo col film della ripresa, non cambia assolutamente il copione. Prima una chance da parte degli ospiti che la mettono sull'esterno della rete ma proprio sul contropiede Unniemi fa correre Ten Lopez, si libera in area di rigore Marrone. Ten Lopez forse è scivolata, voleva proprio servirlo ma alla fine la palla carambola ancora in rete. 7-0, ennesima marcatura di Ten Lopez, arriva poi l'assist, quello giusto per Marrone che fa 8-0. Siamo praticamente allo scadere 85esimo, lo stesso Marrone potrebbe fare doppietta ma viene spintonato così in area di rigore dal dischetto. Ten Lopez può stappare il 9-0, 6 marcature personali per il numero 11 dell'Agragas e soprattutto il Priolo che perde fuori casa contro il Serra di Falco. Il gigante adesso a meno 4 dalla vetta. E dopo aver parlato del campionato di promozione, adesso è la volta del campionato di prima categoria. Subito il rullo con i risultati, le classifiche e le immagini.
Una lunga sosta per smaltire le scorie di una rovinosa sconfitta esterna contro il Furci. Ritorna in campo la Virtus Russo Calcio, che deve assolutamente vincere per risalire la griglia playoff. Di contro, però, chi necessita un risultato favorevole per uscire dalla zona calda? Il Real Itala Franco Zagami. La prima fiammata dopo appena 8 giri di lancette. Qui Moschella riceve sulla destra, pallone al centro per Dumitrascu, che poi prova a girarsi e a chiudere il triangolo. Moschella nuovamente come poi in scivolata, ancora Dumitrascu da dentro l'area piccola, di testa, fa 1-0. La sblocca il bomber Marius Dumitrascu, azione insistita dei padroni di casa e poi bravissimo il 10 a schiacciarla all'angolino. Non passa poi nemmeno un minuto che Borzi aziona subito il motore, non lo prendono mai in velocità e poi appoggio comodo per Luigi Marino, che deve soltanto spingerla dentro per il 2-0. Raddoppio immediato della Virtus, 2 gol in 2 minuti, timbra anche Gigi Marino sul perfetto assist di Borzi. Poco dopo ancora ad attaccare i ragazzi di mister Nicotra, Cerra sul secondo palo, mette questo gran pallone, Borzi non riesce a girarla in rete e scatenato il 7 che ci riprova 3 minuti più tardi, schiaffo da fuori che costringe il portiere all'intervento. Al 20° poi angolo di Cerra da destra, pallone rimpallato, si alza un campanile su cui interviene Dario Puglisi che anticipa l'estremo difensore. 3-0. Secondo centro in campionato per il difensore ripostese, cala il tris la Virtus, che nel finale con Palermo pesca Borzi che attacca bene lo spazio, scarta il portiere, poi a porta vuota deposita in rete, non poteva mancare la firma di Orazio Borzi. 4-0. Nella ripresa poi subito azione prolungata, qui Di Mauro riceve centralmente, sfera che arriva poi tra i piedi di Borzi che prova il destro a giro, tiro respinto, Cerranno che stoppa, sterza e calcia. Sono 5 per la Virtus Russo Calcio, segna anche Antonino Ranno, pocherissimo. Gol di gran classe del tuttofare classe 83, sono i suoi colpi. Metà tempo poi prova a dare un senso al proprio match il Real Itala, lo fa con questa trama al limite d'aria che libera l'uomo sinistro e parata di Nicotra, porta vuota, arriva poi il gol del 5-1. Più avanti però ne ha ancora Moschella sull'out destro, qui punta l'uomo, lo salta secco, entra in area, cioccolatino per Gulisano che da 2 passi non può sbagliare. 6-1. Arriva il timbro di Danilo Gulisano, ma devastante Moschella sulla sua corsia. Sempre Gulisano protagonista all'83°, Montemagno riceve di spalle, gran palla per il taglio del proprio compagno che davanti al portiere pesca il varco vincente. 7-1. Doppietta di Danilo Gulisano, super palla di Teo Montemagno. Nel finale poi la parola stop al tabellino la scrivono gli ospiti, qui pallone in verticale che sorprende un po' i padroni di casa davanti a Nicotra, conclusione forte per il 7-2 che chiude la sfida. Sarà infatti questo l'ultimo frame di questa sfida che termina così, triplice fischio all'Antonello Raiti di Piedimonte, torna a vincere la Virtus Russo Calcio che tornerà in campo nuovamente in casa settimana prossima contro il Taormina.
Con il campionato di prima categoria concludiamo come al solito la puntata del giovedì di penalty. Noi ci rivedremo mercoledì prossimo, vi ricordo alle 15:30 la puntata dedicata al campionato di Serie D ma anche al campionato di eccellenza, mentre per ritornare a parlare di prima categoria e di promozione, allora l'appuntamento è come al solito fissato per giovedì prossimo alle 21. Per intanto grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana.